Everything is beautiful. Everything is beautiful. Lost in the wonder, caught up in colors that I've never seen before. Everything is beautiful. Everything is beautiful. Allora, cari sposi, per chi non mi conosce, mi chiamo Sara, ho l'onore e la responsabilità di essere la testimone di Anna, la mia amica di una vita. Da ragazzine ci diventavamo immaginare come saremmo state da grandi, con lavori importanti e vite piene, e con il coraggio di trasformare tutti i nostri sogni in realtà. Aspetta. Ti guardo, scusate perché ci guardiamo e c'è un'intesa forte. Va bene. E un passo alla volta abbiamo davvero camminato fianco a fianco attraverso tutte le tappe più significative della nostra vita fino ad oggi. Un giorno speciale in cui mi sento grata di essere qui con te a viverlo insieme. Alberto è arrivato nella tua vita in punta di piedi, con quella sua semplicità autentica che da subito ha saputo conquistarti e conquistarci. Ti ha dato esattamente ciò di cui avevi bisogno. Un amore vero, stabile e profondo. Un amore che sa custodirti e proteggerti. Tu, Anna, guardi Alberto con gli occhi pieni di luce. Insieme formate una squadra vincente perché vi completate. Lui è l'equilibrio, la calma, il pensiero razionale. Sei l'amica che mi fa più ridere al mondo e sono entusiasta di condividerti con Alberto perché so che con la tua battuta pronta e il tuo cuore grande saprai sempre strapparmi il sorriso dalla bocca. Oggi ti vedo felice, innamorata, radiosa e il mio cuore è pieno. Perché so che stai iniziando un nuovo capitolo con qualcuno che ti merita davvero e che potrà riscoprire ogni giorno quanto sei preziosa e quanta grinta e forza porti con te. 1, 2, 3. Ciao amica, eccoci qua, del più bel giorno della tua vita. Da quando un anno fa mi hai detto che ti saresti sposata. Scusate. Ho vissuto questo matrimonio un po' come se fosse mio. Un sogno che passo dopo passo tu e Albi siete riusciti a realizzare. Quindi grazie amica per avermi dato la possibilità di accompagnarti in questo viaggio e grazie per le emozioni che mi hai fatto provare. Il matrimonio non è una cartolina sempre perfetta, ma scegliere di trovare insieme una soluzione ad ogni difficoltà. Quindi ragazzi, che questo sia l'inizio di uno splendido spettacolo, il vostro. Vi auguro tutto il meglio che c'è, vi voglio bene, la tua, vostra Fla. Io, Alberto, accolgo te, Anna, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, in salute e in malattia, e di amarti e di onorarti tutti i giorni della mia vita. Io, Anna, accolgo te, Alberto, come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita.
Anna, è arrivato anche questo momento. Ci siamo sempre dette, matrimonio, figli, aspettiamoci, così facciamo tutto insieme. Ecco, per ora non hai mantenuto la promessa, però dai, ti perdono. Lei è astuta, è sveglia, è in gamba e tante altre cose. Quindi nel caso avessi già avuto rimpensamento, Albi, spero che con questo mio discorso tu ti sia convinto della scelta. Detto questo, non posso che raccomandarti di proteggerla, supportarla, stimarla e incoraggiarla sempre, e sono certa che anche lei lo farà con te. Vi auguro che tutti i vostri desideri si realizzino e che qualsiasi vittoria o sconfitta la vita vi metta davanti, la affrontiate sempre a testa alta, come una vera squadra. Everything is beautiful. Ciao Degia, ciao compare, ciao fratellone, ciao classe. Sicuramente non ciao Alberto, ci suona troppo strano a chiamarti per nome. Scrivendo queste poche righe, passano per la nostra mente tanti ricordi. Si riempie la mente, ma si riempie anche il cuore. Sì, perché se la mente è piena di ricordi, il cuore è pieno di emozioni vissute assieme. A partire da quelle belle, per passare a momenti difficili, che tutti noi abbiamo avuto e avremo nella vita. È proprio in questi momenti che ci si gira verso gli amici, ma soprattutto verso i testimoni, i compari. È confortante ed importante trovare uno sguardo presente e siamo certi che la cosa è e sarà reciproca. Noi ci saremo, tu ci sarai per noi sicuramente. Occhi luminosi e sorriso sulle labbra, mentre ci raccontavi di lei per la prima volta, creando così in noi un sacco di aspettative su Anna. Siete complici in quello che state costruendo e noi saremo lì per farvi da appoggio e da supporto, per mantenervi indirizzati nella vostra vita di coppia e verso la vostra vita di nuova famiglia che tanto desiderate e che oggi avete iniziato a costruire. Vi stimiamo e vi vogliamo bene.